Ha detto il maestro, non ci volevo il biglietto, maestro, la da portare a voi, ma questo treno. La ma portare dentro il nuovo disco di Mauro Nardi, Namora 5 Stelle. Grazie Vachico, grazie alla regia, grande Andrea Marigliano e il suo staff della regia, veramente un complimento professionale. Vabbè, io l'ho fatto alla televisione perché lì c'è tanta gente che professionisti, no? Perché poi mi sono reso conto che mi sono ascoltato attraverso Facebook ho visto che hanno messo il mio brano Innamorarsi dal vivo, e ho sentito un ascolto bellissimo, veramente alla grande, non lo immaginavo proprio. C'è Pino Fontana, è colui che mi ha fatto 86. Nel 2000 lo studio di registrazione, fu colui che mi fece comprare tante di quelle amplificazioni, tante di quella roba, mannaggia che la beva, mi fece comprare un Pro Tools HD, solo io ce l'avevo. E diceva ecco perché sì, nel 2000 le cose andavano tutti i giorni, non c'era pandemia, ci sei proprio la follia. E come combinai, Ciro, mamma mia. Pigli che prendi queste cazzo, queste sono buone, prendi l'amplificatore. Io poi andavo in America in tournée, allora prima cosa, pronto Pino, senti, ma io ho trovato un amplificatore, preamplificatore, prendilo, faccio un cazzo, 7-8 mila dollari a volta, e come hai combinato? È un grande, però è un grande. Sì, è un grandissimo. Ma chi è un grande? Perché è uno che fa questo lavoro da quando è nato. Veramente sa quello che fa, Tu devi sapere che lui è colui che ha missato e ha fatto il disco e fu subito Nardi con Mario Simeone. Cuore Carnale, sì tu signore. Sì. Lui l'ha missato, lui l'ha registrato, no, Pino Fontana. E ce lo dice sempre, infatti noi quando passiamo qualche brano di quel disco ricordiamo sempre che lui, perché ci steve là e fa parte di quella. Ma maestro, noi siamo emozionati ad avervi qui perché dovete sapere che noi, anche molti artisti, siamo un po' come lo specchio, perché sei da anni con microfono in mano, da anni a fare successo, da anni porti la nostra Napoli come ritmo in America, e adesso un nuovo disco, cosa ti porta? Sì. Ti spiego, questo disco, io ho avuto un pezzo da Gigi D'Alessio che mi ha scritto un pezzo che è bellissimo. Io non l'ho fatto perché mi serve, non lo so, l'anno prossimo, quando dirò non faccio più brani inediti, chiudo con questo brano scritto da Gigi che ho conservato. Che poi bello. C'è Checco che l'arrangiamento l'ha fatto Checco, il nipote. Quindi D'Alessio, sì. Di meno, maestro Checco, un abbraccio. E quello è lì, e sta fermo lì. È un brano bellissimo, è proprio nelle caratteristiche di Mauro Nardi. È proprio Mauro Nardi dall'inizio all'ultimo. Mauro, perché D'Alessio Gigi innamorarsi. Un appuntamento di nuovo amante, e poi signore, non potete innamorare e allora questa qui è proprio un vestito di Mauro Nardi. E cosa ho fatto? Quest'anno ho fatto questo album con tutta la pandemia, perché mica pensavo sempre che stiamo in queste condizioni, non pensavo che stavamo in queste condizioni. Che possa ripigliare la situazione. Sì, perché l'anno scorso io a febbraio sono venuto all'America e trovai in un bordello qua. Meno male che me ne venette a ghia, se non rimanevo là, America, succedeva, mamma mia, chiamandone a mia moglie. E comunque, quando sono venuto in Italia ho detto no, a già fare questo album, e ho detto, ma sai che faccio? Appunto, visto che è un momento molto particolare che si parla, disse a Enzo Caradonna, fa una cosa, scrivi canzoni tu. E vedi quelle che io ti porto, dammi un aiuto, un consiglio. Un consiglio per. No, ho detto fai il direttore artistico non voglio sapere niente, ha già solo cantato. E così è successo, vedi? Infatti io vedo anche autori accoppiati come Sergio Donati, il maestro Sgambati, Capasso, D'Agostino, Turco. Sì. Quindi tanti autori. C'è anche un brano di Colombo, vedi che c'è. Sì, il primo, Sgambati, Non da nascondere di pure è una bella Antonino melodia. Colombo. Chi te non Francia non mia, Tony Colombo. Sì, lo sapevo. Perché diciamo che allora si dice musica napolitana. No, devi sapere che io non ho sempre avuto un bel rapporto con tutti.
anche se non mi sono visto e non ho avuto a che fare, però siamo un rapporto, perché a me, io spero di che sempre che escono cantanti melodici, perché quando escono cantanti melodici, fratelli, guarda che la canzone non muore mai. Perché portano innanzi la melodia, perché chi canta la melodia può cantare anche una classica, hai capito com'è? è quando E non muore mai, c'è non sempre, muore mai. c'è sempre La che richiesta. cambia il personaggio, ma la canzone è sempre quella là. Ma purtroppo annanzi le nostre radici. Io voglio subito immergermi subito in questo nuovo disco. Andrea, vai, partiamo con Amore a 5 Stelle, maestro, che ha dato il titolo a questo brano. Quindi alzate il volume, fateci una storia. È capitato. Guarda, troppo bella sta canzone. Regia, vai! Stare in coppa su treno con Mauro Nardi. E noi devi sapere, Mauro, che noi abbiamo una diretta di RTC Targato Napoli. Grazie a loro siamo diventati i primi in Campania come radio più ascoltate, più condivisioni, più messaggi. E c'è anche New York di là. Tante persone la mattina aspettano proprio chi stu treno e ci scrivono tanti messaggi. Adesso chiederei a queste persone di scrivere sotto il ricordo che avete, perché poi loro cosa succede? Quando in coppa a chi stu treno scimmia una canzone di Mauro Nardi, loro da New York scrivono di tutto. Mauro Nardi è stato qui, mia mamma, ognuno ha un ricordo. Un ricordo un ricordo Poi sai cos'è, che io quando vado in America, loro sono abituati, gli artisti si nascondono, li tengono, no, in mai. No, ma che frega, che facete le pazzate, facete le quando mi vedono una volta, ma abbracciare la fotografia e poi queste sono cose che la gente ti apprezza tantissimo. Ma pure noi da parte nostra, sapendo che tu vai là e beh, portato, come hai detto, le canzoni. Io quando vado in tournée in America, a parte le mie canzoni che sono di successo, e poi è quella che magari a me piace sempre cantare il Mario Merola, mi piace cantare tipo di Cito in cielo voi, perché ho le caratteristiche vocali per cantare queste canzoni. Tu puoi permettere? No, sono nato con una voce proprio napolegna, capito? Che bellezza, un signore mi ha dato un dono e io... No, ma rispettare questo dono, perché veramente noi ce ne accorgiamo proprio a gente come vuole, come assetata. Quindi fatto buono che non hai pensato alla pandemia, non hai pensato a tanti altri, pensate a c'era gente che allora vuole a te, perché è da tempo che sono, sappiamo, è inutile dirlo, no? È da tanti anni che tu canti, è un successo che hai sempre avuto, quindi uno potesse pure dire aspetta questa pandemia, mo disco, ma invece no, hai pensato, perché io ti vedo anche dalle dirette e ti seguo molto. Appena appiccio una diretta, subito, immediatamente milioni di persone. Ma tu devi sapere che io, allora, la mia nascita artistica di successo nasce nell'80 con Ricordi. I ricordi, illusione, mo sono qui definitivamente un pochi bene. Poi da lì vengono gli altri successi. Cioè io parlo come successi che ho venduto milioni di copie. Poi è venuto Un'estate al mare nell'85. Poi è venuto l'album Arriva lui. Poi è venuto Innamorarsi. Poi è venuto Corre Carnà. Questi sono tutti album. Tante emozioni. Sì, sono tutti album. E diciamo tutto questo periodo io ero sempre nelle, come si dice, nelle generazioni attuali. Per esempio uscivano i Neula Melodici, però stiamo pure io. Che bellezza. Ecco qua, ma tu pensi, allora devi sapere, vedi quei capelli miei mesciati lì? Sì. Io mi trovavo a Brooklyn, ero nella parruccheria del fratello di Johnny Travolta, no? Johnny Travolta. E era il periodo del film La febbre del sabato sera. E chi era il vero ballerino era il fratello, non era Johnny Travolta. Johnny Travolta si è imparato per il cinema, ma chi era veramente, aveva una scuola di ballet, era il fratello. Tu pensi, quando sono entrato lì con amici miei siciliani che entravano a farsi i capelli in quella capelleria, lui mi guardava quelle mesce, perché noi in Italia a livello di parrucchiere si numero uno. Lui mi diceva, oh, beautiful, very nice, faceva, io non capivo proprio quello che diceva. E mi ricordo, questo qui è gli anni, la prima volta che andai in America. Con questo disco che mamma visto. Ricordi, sì. Mamma mia, quanta ricordi, veramente. Ma io se tenevo un telefonino come mo, sai quanta ricordi e quanta personaggi tenevo? Non mi ricordo tanti di quei personaggi importanti che ho incontrato nella mia vita all'estero, no? Però non ho mai fotografato perché esistevano di Panasonic tanto, ci volevano fare chi ne pensava mettere coppe in spalla. Allora, ci voleva una spartata. Allora già era assai, figurati mi potevo buttare qualcuno. Poi nell'86 Un'estate al mare, così nasce Oltreoceano, che
vado lì con il gruppo e faccio il primo contratto e vado a fare una tournée di 40 giorni con Toto Cutugno e con l'orchestra. Il mio gruppo era Mariolino Flamine, Rino De Nicolais, Mario Cimeoli e Freddy Malfi alla batteria. Quindi uno squadrone. Poi facemmo con i Pooh nel 90. Mamma mia, che nome ha costato al nostro... Io ho una storia, Sì. allora, se io avessi i ricordi filmati, mamma mia, sarebbe stata veramente non tengo niente, non sono mai importato, facevi cose e basta, prendevo là, hai capito? Però guarda, questa tua spontaneità, questo tuo modo di essere al di fuori di questo canto che ti ha dato questo dono, questo tuo modo di essere ti fa sì che, come hai detto tu, no? Io non ti ho mai incontrato prima, però è come se ti conoscessi, perché quando incontro qualche artista come Checco e tanti personaggi, Rosario, con Rosario Miraggio, con Enzo Caradonna, mi raccontano sempre di qualche aneddoto con te, e quindi che sta cosa qua ti fa parlare e stai sempre in cuore tutto quanto. Noi ci tuffiamo una volta in due dischi perché vogliamo far sentire canzoni nuove alle persone. Partiamo con la seconda, una mezza innamorata. Questa è bellissima, è con Nenzi. Quando è bella la canzone, è bello pure Nenzi. Ciao Nenzi, un forte abbraccio da parte nostra. Ciao Carmine. Ciao Carmine. Le nuove emozioni di Mauro Nardi qui a Eretici Targato Napoli. Complimenti maestro. Grazie. Innamorate vogliono sapere, no? I passeggeri di questo treno come possono acquistare questo disco? Come mamma fa? Basta, Giancarlo alla stazione centrale 26 76 26, telefonate e ve lo mandano direttamente a casa. Ma tu immagini se quest'album erano i periti che si vedevano i CD, questo andava fortissimo. Che anche musicalmente è fatto bene, c'è arrangiamenti, il missaggio, tutto Alessandro Cigambate è bravissimo. Maestro, siccome negli ultimi momenti uscì sta Mangan, ci manca lo spettacolo, anche tu stai fermo, ti mancherà un po' il calore del pubblico, no? Esagerato. E mo ci sentono un po' di vocali. 391 465 3475, tutto il vostro calore al maestro Mauro Nardi. Buongiorno Andrea, buongiorno a Ciro Marigliano, buongiorno a Patico e buongiorno al grande, intramontabile Mauro Nardi. Innamorarsi, due volte come brutto si succede. Grande maestro, un bacio da Angi. Ah, carissima, come va? Tutto bene? Che si sono innamorate, che sono innamoratissimi, cantateci pure un po' che innamora 5 Stelle, ma raccomando. 391 465 3475, siete voi? Andrea, sono brota Giuseppina, datemi un bacio a Mario Nardi, che è la mia vita. Grazie. Digli così che io l'ammiro tanto. E c'ho una foto con lui, ce l'ho conservata. Ok, grazie. Mi piace da morire. Dategli un bacio per me, dite che è un artista meravigliosa. Grazie mille. Buona giornata. È bellissimo passeggiare con voi. Vai Regina. Buongiorno Francesco, sono Luisa. Ti mando un bacio forte a te. Scusami che non sono venuta stamattina, ma non potevo. E poi volevo mandare un bacio forte a Mauro. Mauro, mia mamma è innamorata di te. Cantaci, se puoi, Dinda Nasrat, che è innamoratissima di te. Ovviamente me la devi pure a me, perché sta canzone Dinda Nasrat è un top. Ha chiacchierato tutti i sentimenti di essere solo tu. Non sa che cose non era capito, che sono state innamorate e insieme a te voglio campare. Mamma mia, che emozione! Guardate qua, quante emozioni ci stiamo esprimendo insieme a voi. Devo dire, non sei soltanto il numero uno come artista, ma la tua umiltà, il tuo modo di fare, sei più del numero uno. Grazie per portare la nostra musica in tutto il mondo. Sei insostituibile. Un bacio dal tuo amico Gennarino. Vitami, grazie, un bacio. Come sono belli questi messaggi, calore alla gente, è sempre un'emozione. Maestro, io voglio continuare ancora con la nuova musica, il nuovo disco Namura 5 Stelle, se lo volete acquistare voi che ci seguite dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, perché molte persone sono partite vero. E ci ascoltano tramite il DAB, tramite la nostra diretta Eretici Targato Napoli, e voglio sapere come fa per acquistare il nuovo disco del maestro Mauro Nardi. È facilissimo, basta
basta telefonare a Giancar, oppure se siete a Napoli basta andare nel suo negozio a Mesa Ferrovia, conoscere tutto quanto. No, ma poi 081 26 76 26, chiamate e sicuramente vi arriverà fino a casa. È venuta la benzina. O gasole, che sei zippa americana, maestro, l'ho sentito dal Che bello, ma guarda che io non sbaglio mai, perché io sono venuto un po' di ritardo, però ho promesso che vengo un'altra volta. Sì, Per maestro, stare non un po' preoccupate. Ma sto pure io un altro po' in più. Lo so, ma sai cos'è? Per il finale. È che l'occasione pure per fare gli auguri di Pasqua, perché Sì. io vengo un'altra volta. Maestro, però... non voglio interrompere, parlare un po' canto microfono. la cosa bella che non l'abbiamo fatto tutti e tre nella trasmissione, che già stanno pochi più, ma stanno pochi più, Sì. perché ho un sacco di cose da dire. Lo sappiamo. E poi discograficamente c'è anche qualcosa che magari nessuno lo sa, sai perché? Perché molto materiale l'ho fatto, l'ho registrato e se l'hanno prese le case discografiche. Però sai che a me mi manca la televisione, mi manca E allora dobbiamo pubblicità. approfittare di questa cosa. Bravo, perché c'ho del materiale che è bellissimo. Tu pensi che se tu lo ascolti, guarda, senti, se tu lo ascolti, dici, Mauro Nato, io ho fatto un album afro-cubano. Sì, 2014. No, afro-cubano, ma 6 anni fa, con Nuccio Tortora. Ma secondo me è il più bello disco che ha fatto la vita mia. Però non sapevo di più. L'ho regalato a un medico, un cardiologo, chi mi ha chiamato con meno pazzo, perché è uno che ascolta le canzoni classiche napoletane. Ma tu sei un pazzo, ma tu hai un disco che è la fine del mondo. Chi si stava facendo la pubblicità in due ospedali a Marcianise, avete capito? Cioè, perché ma io dico signori miei, ma io non tengo nessuno mezzo che possa. E allora facciamo così, ci organizziamo, facciamo una sì. serie di appuntamenti È vero, dai primi album Sì. fino ad oggi, Wow, così mamma, troppo vi bello. facciamo sfugare malamente. Wow, Ma troppo bello. io mi setto in coppa si giù non faccio niente, non parlo proprio, parla solo del Pachico. No, da parlo un maestro ci deve raccontare. Parlate voi, io ascolto, a me non me ne importa. No, bello, lo facciamo. Maestro, prima di tuffarci ancora, sui social gira un video dove il maestro Mario Merola vi passa il microfono. Non lo so se l'avete visto, è successo forse tante volte. Io mi aggrappo a questo perché qui stanno scrivendo un maestro al di fuori della voce, ma la grande anche umiltà che tu ti porti addosso. Ma anche tu hai assorbito tanto dal maestro. Dal maestro. No, io ho iniziato proprio la carriera mia. Io facevo meccanico di macchine e all'inizio mi ricordo che mentre lavoravo cantavo. A me, se sapessi chi mi ha scoperto, forse la gente non ci crede. A me Beniamino Maggio in via Monte Doncelli, io lavoravo il meccanico a via Monte Doncelli con Tonino Montella il meccanico, e quando avevo ordinato un caffè fuori Piede Castellino passavo dal balcone di Beniamino Maggio e cantava sempre. Cantavi, è classico cantavo, e poi cantavo 100 appuntamenti di Mario Mero, perché era l'anno che io parlo del 72-73. Io c'ero sicuramente. E comunque, allora, e da sopra al terzo piano Beniamino Maggio col suo sorriso che la faccia mi chiama, stai tanto qua, vieni qua, ma che pochissimo per me, vieni qua, e dissi, tu tieni una bella voce, ma a Rosta i casi, c'è questo caso a Bascio Museo, a Salvatore Rosa. C'è tisse porca miseria, ma tu vai in galleria a giù al museo, ci sta un CRAL che fanno un festival di giovani, presentati là, va a nome mio, c'è un maestro Caruso e presentati, va lì perché tu hai una bella voce, e così è nata Mauro Nato. Wow, che bellissimo, mamma, che bella emozione. Non sapevo questa cosa. E io mi chiamavo Tony Poppi, perché il nome mio è Tony. Poi in due quartieri tenevano un nome bello, lo sanno, allora facevo Tony Poppi. Perché mi piacevano i Zeppelin, gli Osanna, la musica psichedelica. Sì. E poi la figlia di Franco Baldi a Bonanima, Patrizia, no, a Bonanima il papà, ma la moglie di Claudio Villa, Patrizia Baldi, lei nel 75. Io stavo con l'orchestra di Gianni Desideri, ero l'unico cantante napoletano di quello show, pigliavo 100.000 lire un mese, mi pigliavo sempre anticipato 3-4 mesi, che non si poteva aggiottere, mi va fastidio, però lei mi mise il nome Mauro Nardi. Lei, Patrizia Baldi.
Ispirazione. Comunque si facciano un libro. Che si vuole? Si scrivono libri a me, a storie. E facciamolo il libro, facciamolo nascere qua, iniziamo a far nascere tutti gli aneddoti, iniziamo a fare una storyline. A fine di questo percorso facciamo un libro e presentiamo pure un libro qua a RTC, Troppo su bello. TV Campania. Come vede questo progetto? Io vedo buono questo progetto. Troppo bello. Tutto a posto. Allora, ragazzi, vi presentiamo in anteprima il nuovo libro, la biografia di Mauro Nardi. Maestro, che è successo? Regia, dimmi, vuoi leggere qualche messaggi proprio? Che tutti che fa sono impazziti, maestro. Sono impazziti i messaggi. Dopo leggiamo qualcosa. Però, come ha detto il maestro, verrà la prossima volta Sì, così sì, ci assettiamo sì. bello È vero. e parliamo tutti intanto noi abbiamo scoperto una cosa che a me mi ha fatto inufrito un cuore, la mia amica innamorata pure a lei, ma pure a voi, perché a te maestro pare niente, però scoprire con noi come è nata la carriera di Mauro Nardi che camminava sotto palazzo e raccontava, noi non sapevamo, l'abbiamo scoperto adesso e ci avete emozionato. Andai in questo krall, io fece una giornata di festa. Mio padre non ci ha mai detto papà voleva che noi ci imparare un mestiere, guarda dall'arte e metto a parte, faceva papà 11 figli, ero 10, figurati. E comunque quando è detto là io mettevo paura perché era detto che non mi va a faticare. Quando è detto là e cantai un maestro Caruso che poi era il direttore del carcere minorile a Pontecorvo qua a Montesano, quando si metteva a fare un filanciere, bravo, e ma come la canzone mi guardavano. Come dice, ma resti questo coglione, perché io a me sono nato, a me un patatene mi ha dato una donna che... Qual era la canzone? 100 appuntamenti. Quindi lei proprio? Io ho iniziato che canzoni di Mario Mero, ma esagerato. E quando io ho cantato, si fermarono tutti. Io avevo aspettato il presidente del Krall, perché io non sapevo il Krall, il comune sapeva. E comunque io al Teatro Bracco, 1971, avete un trofeo argento primo posto, perché si arrivano veramente argenti i trofei. A noi tutto silver, tutta roba fava. Uno su l'ha tenuto esposto a basso studio mio e sono venuto a registrare un sacco di gente alla fascia si è perso il trofeo, non sa chi aveva da mano e ce l'ha portato. Achille Lauro me l'ha consegnato a me. A Teatro Bracco. Che brutta cosa, maestro. 100 appuntamenti. Troviamo il premio del maestro. Troviamo. C'è il vostro nome e cognome sopra. Stava scritto, sei vicino a Basilegno, ci si va a Bergamene, capite, scritto Mauro Nardi vincitore Festival Krall Comune di Napoli. Faccio un appello in diretta. Se conoscete spargiamo spargiamo questa voce, troviamo il premio. Vengo io personalmente a casa, lo faccio pure una... C'è anche una ricompensa, maestro, a per chi base trovo legne, a base di legna, legna nera. Sono ricorda ancora un maestro. Che non venuto qui a gente, capito? Maestro. Ma è bello, sì. Allora lui me lo disse, ma non ha, allora tu mi dai l'incarico a me, allora ti faccio il canzone e sacci quello che ti fa. E quando lui me li faceva ascoltare, perché diceva ma troppo bello, vicino, hai capito? E poi, Alessandro Cicambata si è dedicato troppo assai. Fatto un bello vestito. Sì. Maestro, il tempo è scarso, ci hanno stabilito. Che se stiamo dicendo? Ci sono Purtroppo tanti aneddoti. il tempo a nostra disposizione è terminato, però abbiamo saputo approfittare. Nelle pause delle canzoni il maestro ci ha regalato altri 2 aneddoti che la prossima volta condivideremo con voi. Io però posso assicurarvi di una cosa, che non c'è puntata il lunedì, almeno quando sto io, che non passa una vostra canzone. Immagino, sì. Perché non me lo dice io Ciro. proprio persa, e quindi Andrea, fammi a così solo, mettimela in sottofondo, i tengo a te, mettiamo nei saluti, capi che sceniamo a così, che questa è la canzone preferita di mia mamma. Tu sai, in America questa qui è stata il più grande successo. È stata in la RSN, la radio italiana, è stato 7 settimane in prima classifica, ma sai chi però? Albano, Cotugno, c'è Nicola Di Bari, ma comunque non ha niente da questa canzone, non ha niente di meno. Là si chiama tutti italiani, che in Italia poi c'è la grande differenza. Hai capito? Sì. Invece là l'artista l'appartenenza all'Italia è una, bravo. Tu ami l'Italia in toto perché sei lontano, poi stiamo caccia ci fra di noi che sei nata. Tenga a te mondiale, è bellissima come pezzo, Casaburi. Ha scritto un grande successo. Ma non solo questo, a me, i miei autori del mio successo della storia di Mauro Nardi, Casaburo, Perc, D'Agostina, Caradonna,
È chiaro, mi voglio ascoltare. No, maestro, Ma ma fate no. Ma volete a ricordare perché era per un burdello? Aspetta. Ricorda di Dino D'Angelo. Ecco. D'Angelo. D'Alessia. Ma tu sai che loro però. Sono la mia storia. Abbiamo rischiato. Su questo ci abbiamo salutato. Io vi aspetto tutti i giorni qui. Grazie. Andrea, prima che passiamo, grazie intanto di aver accettato questa. Ve lo lascio e me ne porto qualcun altro. Questo qua che tu ci lasci, maestro, noi tutti i giorni in Goppo Trend del Canzone non ci sarà un giorno, un viaggio dove non passeremo una canzone nuova di questo meraviglioso disco Namora 5 Stelle. Voi lo potete acquistare in qualsiasi parte del mondo state, basta contattare al numero 081 26 76 26. Vi risponde Giancar e qualsiasi parte del mondo lui spedisce, ve lo spedisce. Complimenti maestro da parte mia e tutto lo staff. Ragazzi, grazie assai. Io invece c'è la verità. Guarda, io mi volevo io, però c'è la verità, è perché quando tu vedi che è bella la compagnia, la conduzione, c'è anche un po' di come si dice, infatti di condivisione di allegria, allora è l'empatia, poi lasciare andare non questa dici cosa. ma no ma pochissimo ma dice no ma io no, è fatto tanto no. Mi fa piacere. E noi sappiamo che della tua franchezza, della tua schiettezza ci raccontano tutto quanto, ecco perché stai rindo cuore tutto quanto e ce ne siamo accorti che pure tu stai qua insieme a noi, perché ti piace parlare napolitano, perché mi piace come facete la radio pure, così è importante. Grazie maestro, siamo senza parole. Grazie anche a Ciro Marigliano, due parole. Ti una regia, voglio. A regie toppe Andreuccio Andrea che sta scendendo sotto a Pino Fontana, a Pino Fontana facciamo vicinato saluto a Pino Fontana. No, ma chi si esce sotto a Pino Fontana diventa più bravi Pino Fontana, perché Pino è uno che è molto aperto è pure impulsivo. Maestro, ti aspettiamo per la prossima puntata qui, così parliamo al di fuori delle nuove canzoni, anche di qualche aneddoto mentre si è diventato il Mauro Nardi di sempre. Io proprio in programma, nella mia testa già lo vedo tutto percorso, ma da parlare o prima disco, prima canzone fino ad oggi. Io porterò anche un video dove sono nato e cresciuto. Ma Ciro, possiamo fare proprio un formato giù, ci trasferiamo giù perché moglie sta tranquilla per godermi sta cosa. Perché è bello che gli amanti della musica napoletana poi incontrano artisti così. Guarda mia moglie già mai aspetta. Amore, sono in diretta, sto salutando. Che bello. Ciao. Chiamati che non rispondono a me. Maestro, trovo il parole per morire. Maestro, si sta con te. Secondo me morì. No, che non mi vero, mica è fanza mia. Che è fanza da Alessia, è fanza di Nino D'Angelo, ma non a me. Veramente, parola no. Sono 44 anni che si porta. Maestro, volevo salutare. Che mi supporto, già mai si portano di spia alla fine. Già mai ti mi appicciato la televisione, maestro. Non è vero. Vado sulla pizza. Se vi arriverà un mega saluto. È stata la mia fortuna perché ragazzi intelligente non gli piace. L'ambiente non l'ho mai, cioè non è mai stato nell'ambiente. Aspetta, vieni con maestro se no, perché è troppo bello. Ma mettici cose buone maestro. Maestro, io faccio le cazzate a tutti quelli che rompono. È la prima volta che sto parlando di mia moglie, attenzione, picciò mangio allora le cuffie. Maestro, io volevo qualche volta pure se come avete detto voi è sempre fuori da questa cosa, volessimo pure un messaggio, volessimo sapere come è stato difficile essere la moglie di Mauro Nardi per 40 anni. Ragazzi, dico una cosa per esperienza, ma non è solo per Mauro Nardi. È difficile per tutte le mogli degli artisti, ma lo so, lo dico perché è la verità. E Ciro perché è intelligente, perché riesce a capire, si dà l'anima in pace, chi è marito, ma chi è così, perché noi siamo tutti particolari. No, sai quando impari quando vale la pena combattere o lasciare andare la cosa, che se tu volessi scanna per ogni minima finisci subito, invece 40? 44 anni sono una prova di 74 fidanzamento, 78 sposato senza offese. Maestro, questa qua allora la dedichiamo. Anche io l'ho passato con capelli biondi, macchie, ma no. Torna a casa Alessi, è stata la fortuna mia. Grande maestro Mauro Nardi, grazie maestro, alla prossima. A voi ragazzi. Questa la dedichiamo tutta alla moglie del maestro allora. Torna a casa Alessi.